Dobbiamo tutti muoverci in termini più aggregati e più in sintonia anche con le scelte del pubblico, che non possono più essere abbandonate a se stesse. I turisti vanno cercati e coccolati. Il rilancio del settore su cui si fonda il futuro dell'economia bellunese deve passare dall'unione di esperienza, di idee e di volontà. I dati delle presenze impietosi, se letti a livello regionale, seppur non esaltanti, non affossano il turismo bellunese e sono auspicio dello sviluppo auspicato. La prima regola del vendere è andare a vendere. No? Ovvio che ormai condizioni di mettersi in attesa che qualcuno ti compri non produce più nessun effetto. Il presidente di Federalberghi insiste sulla necessità di fare squadra per affrontare seriamente il problema della promozione del prodotto turismo e della sua distribuzione. Noi siamo tutti insieme una piccola impresa che deve avviare processi di coesione e di aggregazione per rafforzarsi ed avviare politiche di natura industriale, soprattutto nella comunicazione, nella promozione e nella distribuzione del prodotto. Seguire politiche di web marketing molto forte, agguerrite e competente. A Belluno si fanno i primi passi. A questo, aggiunge Trevisan, bisogna affiancare un magazine online per una informatizzazione diffusa. Dobbiamo lavorare in questa direzione, formare gli imprenditori, creare sistemi informatici che possano interfacciarsi con i sistemi di vendita internazionali e perché no con i nostri sistemi di vendita per non pagare laute commissioni che fanno sì che i nostri bilanci poi si chiudano in perdita. I limiti ai progetti di una promozione efficace sono però nell'infrastrutturazione della provincia. Tutta la provincia di Belluno è in divario digitale, cioè manca una connessione importante e quindi la maggior parte delle imprese turistiche hanno questa difficoltà a spiegarlo ai propri clienti.